Stefano Patuanelli del Movimento 5 Buonasera, Stelle. grazie per l'invito. Agenzia di poco fa, perché Giuseppe Conte ha fatto delle dichiarazioni alla stampa ribadendo: Meloni regista di un plotone di fango contro di me. Ma guardi, la commissione d'inchiesta aveva un senso se l'obiettivo della maggioranza e anche dell'opposizione, che al tempo del Covid era maggioranza, se quella commissione appunto poteva in modo limpido, trasparente e sensato comprendere cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato per gestire la pandemia. Questo così non è stato, è una commissione a teorema, e il teorema è che Giuseppe Conte è brutto, cattivo, criminale e ha rovinato il paese. Non ci sono dati di fatto, dice Reali. Ma non ci sono dati di fatto, ma vede, anche quello che ha appena detto il presidente Malan sulla questione delle mascherine, sembra che ci sia stata un'ipergrande commessa da 1.250 milioni, sulle quali lo Stato ha pagato centinaia di milioni di commissioni, pagando quelle mascherine farlocche, secondo la ricostruzione della maggioranza, il triplo degli altri. Allora, da tutti gli atti processuali dimostrano, primo, che non è stato un mega appalto, sono state 6 appalti diversi per oltre 30 aziende, quindi non era un unico appalto, primo. Secondo, che l'Italia ha pagato meno degli altri paesi, soprattutto nel primo semestre, le mascherine, perché poi non le abbiamo comprate più dato che siamo diventati autonomi. Terzo, quelle mascherine non erano farlocche, farlocco era il laboratorio che ha fatto, e questi sono dati di un processo. Certo, dopo anni che la Procura non ha svincolato il vincolo che aveva messo su quelle mascherine, chiaramente non erano più utilizzabili. E anche sulla questione dell'imprenditore, peraltro diciamo molto vicino a Fratelli d'Italia, lo Stato, quindi i cittadini attraverso le proprie istituzioni, ha deciso che a seguito di una sentenza di primo grado, una sentenza abnorme che condannava lo Stato a pagare oltre 200 milioni, mascherine che non ha mai ricevuto, non è che aveva ricevuto e non aveva pagate, perché non sono mai state ricevute, invece di proporre appello, aspettare l'appello ed eventualmente il terzo grado di giudizio, e in quel caso alla fine casomai pagare, perché se lo Stato ha sbagliato è giusto che paghi fino all'ultimo centesimo. La transazione non andava fatta in questo momento, non si è aspettato nemmeno il giudizio cautelare di sospensione della sentenza. È chiarissimo quello che dice Patuanelli. Perché evidentemente c'era la volontà di dare 100 milioni a un imprenditore amico. E io parlo anche del senatore Scarpinato, che ha fatto di tutto perché non si potessero accedere a delle intercettazioni fatte prima della audizione in commissione antimafia di un altro magistrato, evidentemente a lui molto vicino perché si sono sentiti 30 volte nei giorni precedenti, per sostanzialmente concordare quello che avrebbe dovuto dire questo magistrato, dottor Natoli, in una vicenda estremamente delicata, e cioè sulla vicenda mafia-appalti che fu archiviata da alcuni magistrati, tra i quali Scarpinato stesso, e che molti analisti ritengono che abbia molto a che fare con poi l'uccisione di Paolo Borsellino. Facciamo replicare Patuanelli sia su questa vicenda sia sul caso del Mastro. Devono essere tutte pubbliche, anche quelle di Scarpinato, prego, anche quelle di D'Alema. Patuanelli. Parto proprio dalla fine di quello che ha detto il presidente Malan, che è esattamente la dimostrazione dell'ipocrisia della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle, il senatore Scarpinato, non stanno eccependo il fatto che quelle conversazioni non possano essere usate, ma che, come per tutte le volte in cui c'è un parlamentare coinvolto, deve essere la Giunta per le autorizzazioni a dare, e noi avremmo votato a favore dell'uso di quelle conversazioni. Invece in quel caso la maggioranza cosa ha fatto? Ha ricevuto le conversazioni del senatore Scarpinato, ricevute la commissione di antimafia, cosa un po' strana, la procura che decide di mandare conversazioni che non hanno nessun tipo di sviluppo penale o di risvolto penale, decide di mandare alla commissione antimafia, e la commissione antimafia mette a disposizione di tutti i membri della commissione quelle conversazioni, senza passare attraverso la Giunta per le autorizzazioni, che noi avremmo autorizzato a fare, ovviamente. Nel caso del Mastro invece le mettono in cassaforte, chiudono la chiave e non può vederlo nessuno. Qual è il motivo? Poi il presidente Malan diceva che per qualsiasi cittadino sarebbe stato uguale. A me risulta che la guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione riguardi esclusivamente i parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Io mi chiedo qual è l'esercizio di funzione parlamentare o nella veste di sottosegretario dell'onorevole Del Mastro nel comprare una bisteccheria
con una persona che era già condannata in via definitiva dal 2026, ma che era già stata condannata nel 2020 per essere il prestanome della famiglia Senese. Io mi chiedo cosa c'entri la funzione parlamentare, se c'è un motivo per cui non si devono vedere quelle chat, evidentemente c'è, ci dicano quale. Probabilmente se andiamo a leggerle, evidentemente viene fuori quello che dice Caroccia, al quale viene negato il diritto della difesa, perché Caroccia vuole usare quelle chat per dimostrare che non è lui il gestore di quel ristorante e che quindi l'accusa nei suoi confronti non è valida. E il punto è proprio questo, che una cosa è accedere in modo mirato a cose che riguardano la vicenda, un'altra cosa è accedere in modo indiscriminato a tutto quello che ha sul telefonino. Quindi nel caso di Scarpinato non serve l'autorizzazione della Giunta? Come? Cioè si possono usare le conversazioni di Scarpinato? Sono i magistrati che l'hanno mandato. Questa sera vedo che i magistrati che sono sempre perfetti hanno sbagliato tutto. Hanno sbagliato sulla JC quando fanno cose che non fanno comodo. Cioè, secondo lei, Patuanelli, bisognava in ogni caso passare dalla Giunta? Ma certo, anche se sono i magistrati che l'hanno mandato. E noi avremmo votato a favore dell'uso di quelle intercettazioni. Ieri c'è stata una risoluzione unitaria PD, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra. E quello che le chiedo, è passata la linea del Movimento 5 Stelle contro Eriarno? È passata la linea del buonsenso, perché telegraficamente chiudo chiedendo ai cittadini che ci ascoltano cosa pensano del fatto che con la procedura attivata ieri questo governo a ottobre chiederà uno scostamento di bilancio di circa 30 miliardi, l'1,5 del PIL, di cui 22 per comprare armi, in un momento in cui le persone non riescono a pagare la benzina, a fare la spesa, diciamo di fare uno scostamento di bilancio in cui 22 miliardi li investiamo in armi. 30 secondi, io non sono un personaggio politico molto social e uso il mio Facebook esclusivamente per l'attività politica, non faccio mai commenti di cronaca eccetera. Oggi ho fatto per la prima volta un'eccezione perché Francesco Guccini è stato, è e sarà la colonna sonora della mia vita. Lei suona il pianoforte, Io sono un po' il pianoforte, ho un gruppo di amici, Igo Godesto, che saluto, con cui cantiamo e suoniamo prevalentemente Guccini quando ci vediamo. Mi mancherà tanto, ma restano con noi le sue memorabili canzoni come Scirocco, Autogrill, insomma Eschimo, comprato a Trieste, tra l'altro la mia città.